Questa brindisi è per festeggiare alla collaborazione che si è creata con la manifestazione Licof, che è il 30 di maggio durante il weekend di Cantine Aperte. I produttori di San Floriani organizzano questo evento e si può dire che Robert Princi ne è il fautore. Dai, raccontaci qualcosa di questo. Quindi durante la manifestazione quest'anno abbiamo deciso di organizzare una tavola rotonda sull'educazione al bere responsabile. È un tema estremamente attuale sul quale chiaramente vogliamo approfondire e cercare di capire qual è la situazione attuale, diciamo, e su come ci si dovrà muovere poi in futuro, viste le situazioni attuali, diciamo, gli argomenti attuali di cui se ne parla giornalmente, letteralmente. Mentre Robert Princi con l'azienda Gardissuta si è associato da quest'anno al Movimento Turismo del Vino, l'azienda Music invece lo è già da 5 anni. E a questo punto ti chiedo, cosa organizzerete quest'anno a Cantine Aperte? Avete qualche idea? Noi, oltre a presentare il prodotto, il vino dell'annata 2008, abbiamo già provato l'anno scorso un ristorante, un nostro cliente presenta un po' i suoi piatti abbinati con i nostri vini. Nell'occasione fa il pasta e fagioli che la abbiniamo benissimo con il ribolla, fa del risotto agli asparagi che va benissimo con un friulano, e della trippa che la accompagniamo con del coglio bianco, che nel nostro caso è un uvaggio di malvasia, ribolla e tokai che viene assemblato proprio al momento cioè proprio un uvaggio, viene raccolto insieme. Vogliamo raccontare un po' di storia con questo vino, ecco, sono i 3 vitigni più vecchi che si producono nella nostra zona. Ricordandovi che Cantine Aperte è sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18, vi aspettiamo in queste fantastiche aziende.